Per questa pratica, una settimana, 10 giorni prima della performance, devo andare in un posto vuoto e iniziare a girare. Inizio con 5-10 minuti e man mano che lo faccio aumento di giorno in giorno la durata fino a quando non arrivo a completare la coreografia, non la fotografia. Don't Be Frightened of Turning the Page, oltre a essere il titolo di uno degli album del mio artista preferito che si chiama Conor Oberst, significa non avere paura di voltare pagina, inoltre contiene il termine turning, che è il titolo del progetto sul corpo che gira, e mi piaceva perché appunto turning in inglese vuol dire, oltre a girare, significa anche cambiare, evolvere, quindi non aver paura di voltare pagina, è un invito a cambiare, a andare avanti. Ma l'urgenza di questo lavoro io sinceramente non ce l'avevo, nel senso che è nato da un progetto europeo dove gli artisti invitati erano invitati in prima persona a sperimentare delle ricerche sul proprio corpo, quindi in un certo senso ci sono stato un po' costretto, ma sono grato a questo progetto che si chiamava Migrant Bodies, perché senza appunto questa spinta probabilmente non mi sarei messo dentro una ricerca del genere da solo.